Casarza nel segno della continuità. Il sindaco uscente Giovanni Stagnaro è stato confermato con oltre il 60% dei voti, davanti a Germana Perego, poco sopra il 30%, e Giorgio Firenze, intorno al 6%. Una volontà chiara quella degli elettori che hanno deciso di premiare l'amministrazione uscente. Affluenza al 64,32% con 3.742 voti. A Stagnaro e la lista Casarza di tutti sono andati 2.290. A Perego e Prospettiva Civica per Casarza 1.139, 225 infine a Giorgio Firenze sostenuto dalla Lega. Non mi aspettavo questo risultato in questi numeri, diciamo quello. Si vede che le persone hanno capito che abbiamo ancora qualcosa da dare per Casarza, abbiamo dei progetti. Questo mandato sarà fatto proprio di cose concrete, vicine alla gente ma con lo sguardo al futuro. In questione di allerta un tema a cui pensare è quello del dissesto idrogeologico. Esattamente, anche se non avessi vinto questa notte mi ero già preso l'impegno di essere presente in questo momento di allerta, perché le persone vogliono la presenza del sindaco sempre, H24, sul territorio. Ebbene, io dico ai cittadini anche stanotte, se dovessero avere bisogno di me, di contattarmi, hanno i numeri di telefono, hanno i canali social. Dove ha trascorso le ore durante lo spoglio in attesa dei risultati? Ma l'ho trascorso in famiglia con tranquillità e serenità, perché io quello che potevo dare in questi 5 anni l'ho dato, i cittadini lo hanno recepito, li ringrazio tanto. Da domani, anzi da oggi, metterò ancora più passione e impegno per questo servizio. Delusione da parte di Prospettiva Civica che assicura un'opposizione costruttiva. Insomma, cercheremo se possiamo di portare avanti quelle che sono invece i nostri punti di differenza, che sono quelli di un'amministrazione più trasparente, più accessibile per tutti. Che tipo di opposizione sarà? Sicuramente dialogata, non siamo persone, l'avete visto durante la campagna elettorale, abituate al battibecco o alla rissa. Secondo noi il dialogo e l'intelligenza possono produrre molto di più rispetto all'aggressività e al contrasto fino a se stesso. Giorgio Firenze ha seguito lo spoglio dalla sede della Lega di Sestri Levante. Contattato al telefono ha commentato: prendiamo atto del voto e gettiamo le basi per il futuro.